Appuntamento con la politica. Ascoltiamo le novità della settimana con la dottoressa Francesca Zottis, segretario del Partito Democratico Sandonatese. Siamo con la dottoressa Francesca Zottis, segretario del Partito Democratico Sandonatese. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, parliamo del piano sociosanitario. Che cosa sta succedendo, soprattutto relativamente ai servizi di assistenza sociale? Allora, il piano sociosanitario è stato approvato in Consiglio regionale con il nostro voto contrario e la preoccupazione per quanto poi riguarda anche questo territorio è proprio quella dei servizi sociali, nel senso che hanno sempre meno risorse e non c'è la sicurezza da questo piano che si chiama sociosanitario che tutto ciò che dovrebbe teoricamente anche essere risparmiato in una riorganizzazione del poli sanitari venga poi stanziato per un miglioramento dei servizi sociali. Aumenta sempre di più il disagio sia delle famiglie che chiaramente in una situazione di crisi sono sempre più in difficoltà, ma aumenta sempre di più proprio il disagio sociale anche dei giovani, aumentano sempre di più il caso di psichiatrici giovani, quindi secondo noi sarebbe il caso di fare una riflessione un po' più approfondita di come riorganizzare i servizi sociali, però anche della quantità di risorse che questi servizi sociali di cui avrebbero bisogno per riuscire a funzionare, per riuscire a dare un servizio e per riuscire anche a dare un'assistenza e più che altro anche un sostegno proprio a tutte quelle fasce deboli che si stanno creando e che si stanno incrementando in questo periodo. Ecco, quali sono concretamente i vostri obiettivi? Come intendereste organizzare il servizio? Allora, il servizio viene riorganizzato dall'ULSS, quindi noi non ci permettiamo poi di entrare, diciamo, nella singola riorganizzazione, però i nostri obiettivi sarebbero comunque quelli di capire se c'è bisogno di maggiori comunità, quindi anche per quanto riguarda la fascia degli psichiatrici, la fascia del disagio giovanile, se c'è bisogno di dare maggiori risorse anche proprio anche agli assistenti sociali perché possano fare il loro lavoro con maggiore dignità, quindi anche creare degli ambienti in cui possano fare dei colloqui che riescano ad essere logicamente più vicini alle persone, sarebbe quello di provare a mettere insieme i servizi sociali dei vari comuni, anche comuni grossi come quello di San Donà, per cercare di offrire un numero di servizi maggiore rispetto a quello che può fare un singolo comune. Ne abbiamo parlato più volte, per esempio c'era il servizio del trasporto dei disabili, per cui una maggiore condivisione tra i vari comuni, una revisione anche dei piani di zona per cercare che poi quello che viene scritto venga anche alla fin fine praticato, per cui un maggiore potere anche dei singoli comuni nel controllo del piano di zona, perché questo poi venga attuato rispetto agli obiettivi che si erano messi. Benissimo, voi del Partito Democratico siete artefici di un'importante iniziativa in seguito al terremoto in Emilia-Romagna, in particolare una raccolta fondi e di prodotti igienici per il paese di Crevalcore. Ce la racconta? Sì, allora ormai è da un mese che stiamo raccogliendo sia fondi da un punto di vista economico sia anche prodotti igienici da dare a questo paese che è uno dei paesi terremotati. Sono venuti i ragazzi di Crevalcore, il segretario del Partito Democratico, il segretario della Giovanile e la vice sindaca di Crevalcore per portare la loro testimonianza, una testimonianza importante in termini proprio di identità che hanno saputo immediatamente ricostruire in termini politici perché sono riusciti subito a rimettersi in moto e a darsi immediatamente delle priorità, mostrando come la politica riesce a decidere anche velocemente quando fa buona politica, mettendo come priorità il polo scolastico, il polo culturale e il polo sanitario. E adesso l'obiettivo è quello di continuare proprio con un percorso di confronto politico. Nel fine settimana del 19, 20, 21, 22 una delegazione di San Donà si recherà presso Crevalcore per capire di persona, al di là dei racconti, com'è la situazione, vedere se c'è bisogno anche di qualche altro sostegno e soprattutto avviare un percorso di condivisione politica che non si limiti solo alla situazione di emergenza ma che sappia andare oltre. Grazie alla dottoressa Francesca Zottis, noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese.